Ho scelto di frequentare l'Erasmus perché volevo visitare, ma non solo come turista, ma anche lavorare in un altro paese per vedere nuovi contesti, per avere nuovi stimoli, e quindi sono andato nella sede estera della Salvagnini Maschinbau a Ensdorf, che è vicino a Linz, e lì sono andato come programmatore, sempre C# in aggregato WPF. La mia mansione era quella di ricreare una nuova interfaccia per i manutentori della macchina, e quindi lavoravo su un nuovo prototipo di macchina che presenteranno nel 2024. Esperienze ce ne sono tante. Sono stati tutti simpaticissimi innanzitutto, tutti i colleghi sono bravissime persone. Forse uno dei più bei ricordi è quando siamo usciti a pausa pranzo per andare a mangiare qualcosa di tipico, e inoltre mi hanno sempre consigliato tantissimi posti dove magari provare cibi nuovi o locali. Anche andando a Vienna mi hanno consigliato dei posti bellissimi da scoprire, e quindi c'è un bellissimo rapporto tra di noi. L'esperienza lavorativa più interessante magari è stata quella di provare il software che creavo a bordo macchina, perché ovviamente è un prototipo e quindi dovevamo testarla ufficialmente, diciamo, sulla macchina che avevano appena costruito, e quindi una cosa magari che non si fa sempre, perché avevo pieno accesso alla fabbrica, e quindi ho dovuto collaborare con magari tecnici che stavano ancora finendo di perfezionare la macchina, o magari con altre persone che dovevano creare altre parti di software con cui dovevo collaborare, quindi è stata anche lì molto interessante. Penso che l'Erasmus possa aiutare molto a scoprire un po' se stessi, perché io avevo un po' paura magari a parlare con persone strane, e quindi lavorarci assieme è stata una cosa per me nuova, completamente nuova, che non avrei mai pensato, e magari vivere in un altro paese, quindi conoscere le tradizioni o magari anche come vivono, eccetera, per me è stato fondamentale per magari un giorno andare a lavorare all'estero.